non v'è maggior sollievo dell'odore che fa la terra a lungo secca quando cade la pioggia e sale petricore. Allor potrete ben sentire quando quei cavalli regali del Kuwait, coi pozzi di petrolio che bruciando l'aere facevan 50 Fahrenheit, nella riserva dentro a quei recinti alla distesa corsero impazzati per mesi in nubi e nere piogge avvinti, e in fetide ruggenti fiamme a getto e nella polvere e nella morgue accinti. Ahi, mondo magro, disperato ghetto, puro sangue che piangi nel diserto, misero, insano, morto maledetto. Come l'augello, entra le amate fronde posato al nido dei suoi dolci nati. La notte, che le cose ci nasconde, che per veder gli aspetti disiati e per trovar lo cibo onde li pasca, in che gravi labor li sono accrati, previene il tempo in sua aperta frasca, e con ardente affetto il sole aspetta, viso guardando, pur che l'alba nasca.
Canto 0. Mi ritrovai a comporre per gioco 21 lettere dalla A alla Z. Mi piacque tanto che poco a poco ne feci un mestiere. Dante, poeta. Qui voglio aggiungere un canto iniziale alla mia opera che, già completa, non bisognava di questo banale 101esimo canto ridondante. Ma per il desiderio personale di scrivere di un tema sì importante che non approfondir sarebbe oltraggio, aggiungo ancora lettere allettante che formano questo mio divino saggio. Ebbene, vi introduco l'argomento. Andiamo a disquisire del tema viaggio. Immaginate ora il mio sgomento nel perdermi nell'ora del tramonto in un bosco di tenebra e tormento. Lo leggerete poi nel mio racconto. Però quel che voglio che sappiate è che io a partir non ero pronto per quel viaggio tra anime dannate, tra spiriti che un dì furono eroi, al seguito del duca mio Vate. Però mi chiedo, anzi chiedo a voi, se vi fosse trovati tra le braccia il fantomatico senno del poi, con che cosa avreste empito la bisaccia per affrontare un sì difficile viaggio? Inizio io a svolgere la traccia, prendendo un po' di pane e del formaggio. Marciare con la fame non è bello, e ve lo dico io, poeta e saggio. Avrei preso la giubba ed un coltello, che un poco l'autostima mi era scesa, da solo, senza spada né mantello, al freddo e senza mezzi di difesa. Sarebbe bello arrivare preparati alla partenza di un viaggio o di un'impresa, ma di veggenza non siamo dotati, né di tarocchi o di sfera di cristallo. Ci tocca allora partire come pirati, tenendo sulla spalla un pappagallo. Ancora dei soldati di ventura, a piedi oppure a dorso di un cavallo. E poco ci protegge l'armatura. E anche se c'è il rischio di un naufragio, salpiamo, senza indugio, all'avventura, e l'avvenire non sarà malvagio. L'audace marinaio al porto approda. Vorrei l'ostinazione del re Magio, che segue la sua stella con la coda, partito in viaggio dall'Oriente. Nessuno lo incoraggia, né lo loda, e lui per sé non ha portato niente, ma solo un dono per un re bambino, indicato dall'astro più fulgente. Che cosa porta in spalla il pellegrino che avanza solitario miglia e miglia? Ben poche cose si porta sul cammino. Il sacco, il suo bastone e la conchiglia. Anch'io non so se è meglio essere sincero ed epien di chi insegna e chi consiglia portarsi poco per essere leggero o al contrario portarsi dietro tutto quel che può servir lungo il sentiero. E anche se portare del peso è brutto, trovare pure il posto della spada dovessimo incontrare un farabutto brigante che ci vuole sbarrare la strada. Allora, per marciare del proprio calle, ognuno faccia quel che più gli aggrada. Che vada per il monte o per la valle, non si curi del peso il baricentro, che il futile si porta sulle spalle, ma il necessario lo si porta dentro. Per far la vostra marcia meno amara, si tratti di un andato, di un rientro, la meta abbiate in testa sempre chiara, ed ogni metro sarà un metro di meno che dalla vostra meta vi separa, e vi parrà che passi in un baleno. Se ora vi fermate a ragionare coi piedi ben piantati sul terreno, chiusi gli occhi, iniziate a immaginare e la vista di nuovi viaggi è invasa, che anche se uno resta al focolare, la mente può viaggiare, anche da casa, magari con un libro che l'ispiri. C'è anche chi per viaggio non si basa su mete, carte, rotoli o papiri. Accoda le sue tappe senza un nesso, seguendo ogni cosa che lo attiri, e trasforma nella meta il viaggio stesso. Ed ora che vi ho detto quel che penso, vi do un augurio da portarvi appresso. Buon viaggio, che sia lungo e che sia intenso, siano dolci la discesa e la salita, e che la meta sia scoprire il senso di questo nostro viaggio, che è la vita. E, aggiunto questo, fanno 101.